Hockey Roller Scandiano, Centro Palmer con Matteo Vecchi numero 1, Jacopo Raveggi numero 71, Lorenzo Barbieri 29, Nicolò Busani numero 5, Andrea Stefani numero 6, Andrea Beato numero 10, Davide Deinite 7, Santiago Herrero Meglioli numero 77, Riccardo Busani 55, allenatore il signor Enrico Mariotti. Ed ora squadra di casa Hockey Tiene di mister Nicola Retis, 18 Nicola Comin, numero 4 Daniel Somacale, numero 6 Pietro Luotti, numero 2 Paolo Stivanello, numero 9 Alberto Rigo, numero 13 Andrea Poli, numero 16 Filippo Ballardin, numero 17 capitano Alessandro Conzato, numero 66 Andrea Zanini, numero 77 Elia Dalprà, direttori di gara il signor Edoardo Pigato e il signor Marco Oripoli. Buon spettacolo! Eccoci, gentili telespettatori, in diretta dal Palaceccato di Tiene a trasmettere gara 9 di campionato nazionale Serie A2 Girone A, che vede la squadra di casa l'Hockey Tiene sfidato proprio qui sulla pista Ceccato dal Centro Palmer Hockey Roller Scandiano, squadra terza in classifica accreditata di 14 punti, quindi sfida in salita molto difficile, molto sentita. Sono già in pista i giocatori. Adesso dopo aver dato le formazioni daremo i quintetti di partenza. Vediamo che i mister stanno dando le ultime disposizioni. Enrico Mariotti ha chiamato a sé i giocatori. Vedete Hockey Roller Scandiano, come abbiamo detto, squadra emiliana molto forte, molto decisa, partita molto bene in questo campionato. È già terza e vuole sicuramente mantenere il primato, mantenere esattamente questa posizione. Le squadre sono schierate, vediamo già lo Scandiano con numero 7 10 77 e con il numero 5 ci sarà un minuto di silenzio. Penso che sia ecco, osservato il minuto di silenzio, la scomparsa del presidente della Lega Nazionale, signor Leo Sigel, quindi gli atleti giustamente in campo hanno dato sensibilità a questa mancanza. E vediamo adesso muove palla lo Scandiano, che è sceso in pista con Vecchi in porta, poi col numero 5 Nicolò Busani, con il numero 10 Andrea Beato, col numero 7 Deinite Davide e con il numero 77 Santiago Herrero. Questa è la formazione, il quintetto di partenza della squadra emiliana. Il Tiene invece schiera in porta Nicola Comin, neanche a dirlo. Poi abbiamo con il numero 9 Andrea Alberto Rigo, con il numero 13 Andrea Poli, con il numero 16 che è andato al tiro proprio in questo momento Filippo Ballardin e col numero 17 il capitano Alessandro Conzato. Queste le quintetti di partenza. Come abbiamo detto, il mister di casa, il signor Nicola Retis,
e mister dell'Hockey Roller Scandiano Centropalmer abbiamo il signor Enrico Mariotti, niente po' di meno che. Ma concentriamoci sulla gara. Si sono mosse le prime fasi di gioco, siamo appena al primo minuto appena passato e come abbiamo detto una partita molto sentita soprattutto per la squadra del Hockey Tiene, che la vede abbastanza bassa come classifica, quindi deve fare l'impossibile sfruttando tutte le occasioni, soprattutto anche il fatto di giocare in casa per raggranellare punti nella classifica di questo campionato. Chiaramente dopo aver disputato una Coppa Italia in testa del girone e essersi qualificato per le semifinali proprio contro il Modena, adesso vivacchia un po' in fondo alla classifica. E vediamo se sarà la partita di svolta questa, ritrovare il modulo di attacco per mettere in difficoltà le squadre che dovranno ancora essere affrontate. Attacca adesso è Alberto Rigo che è andato al tiro, mi pare traversa. Dalla zona d'angolo si è accentrato, è arrivato davanti a Vecchi, ha tirato, risposta della traversa, quindi per un non nulla, poi la pallina è rimasta proprio lì. Quindi ripartenza dello Scandiano con Herrero che dà a Busani, ecco De Nite si stanno muovendo. Allora, come abbiamo detto, lo Scandiano in completo blu-rosso, ecco, vediamo, tentava di servire Beato, cercava di far filtrare la pallina per Herrero, chiuse molto bene la difesa del Tiene. Prima occasione si può dire sfumata, certamente sfumata, adesso tiro da lontano, chiude Ballardin, non gli dà spazio De Nite, non gli dà spazio, non lo lascia continuare, poteva lanciare qualche giocatore, tipo di tiro, scusate, di Filippo Ballardin, Paravecchi, insiste però il Tiene, partito molto deciso in questa gara, evidentemente i risultati, ancora una conclusione, questa volta di Alessandro Consato, palo adesso di De Nite, traversa montante 7 esterno, diciamo, si scarica poi a fondo pista, però occasione anche per lo Scandiano, tanto da far capire che non è venuto qui per una comparsata. Non resta che salutare i supporter che stanno seguendo l'incontro, come abbiamo detto i giallo-blu del Tiene alla vostra sinistra, mentre rosso-blu dello Scandiano alla vostra destra. Non resta che salutare i supporter delle due formazioni, sia quelli della squadra di casa sia quelli del Roller Scandiano, che senz'altro più numerosi seguiranno la partita dai teleschermi. Intanto si stanno riempendo qui gli spalti, pubblico molto venuto giù in massa per sostenere i propri beniamini. Vediamo se riusciranno a fare quell'uomo in più che serve anche in queste competizioni. Tiene adesso Ballardin, Rigo, ancora Ballardin, tiro e segna Ballardin, prima occasione. Sono trascorsi esattamente 4 minuti, un diagonale micidiale, ha visto che il portiere Vecchi era un attimino piazzato un po' più verso il centro, lasciava sguarnita la zona di destra, un rasoterra micidiale va a concludersi vicino al palo.
e quindi sblocca immediatamente il risultato la squadra di casa, rete di Filippo Ballardin, prima occasione, primo tiro ben indirizzato, trova subito lo spazio libero, si insacca alla destra del portiere Vecchi. La partita chiaramente lunghissima, come abbiamo detto, trascorsi solo 4 minuti di gioco. Quindi risultato 1-0 per la squadra di casa. Certo che si può dire che abbia cominciato bene, e chi ben comincia, e lasciamo perdere a chi sa appunto come può concludersi. Attenzione, ci mette la stecca Andrea Poli. Stava concludendo a rete quasi sicuro Niccolò Busani, tiro che lo stava indirizzando verso Comin. Per fortuna Andrea Poli è riuscito a metterci una stecca in più, alzare la pallina, e adesso ancora lo Scandiano in avanti. Ancora Herrero tenta di sorprendere Comin, la difesa si chiude, passaggio di Rigo per Poli che non agguanta la pallina. Allora Herrero Meglioli dà a Deinite, chiuso da Poli, non fa tempo a recuperare la pallina Rigo, la scaglia fuori il numero 10 Beato dello Scandiano. Quindi ripartenza da parte del Tiene. Ancora Ballardin si trova sulla stessa mattonella del tiro che aveva fatto rete, però non gli lasciano tirare, quindi deve ricostruire il Tiene da centropista. Ancora Rigo in avanti, non trova Ballardin, 2 contro 1. Herrero Busani chiude egregiamente Conzato, il capitano del Tiene. È veramente partita molto in palla la squadra di casa, decisa, sicura, molto precisa anche nei ripiegamenti, non lascia spazio, vanno a tutta anche nel rientro verso la propria porta per non lasciare spazio ai giocatori avversari, gli emiliani, come abbiamo detto, molto pericolosi in su di classifica. E il Tiene fa capire che non sarà una passeggiata. Vediamo se durerà per tutta la partita. Esce adesso Alberto Rigo, entra con il numero 66 Andrea Zanini. Tanto la pallina uscita, è Herrero Meglioli che dà a Beato dello Scandiano, imposta l'azione Busani Deinite, ancora Beato, un po' fermi lo Scandiano, evidentemente stanno preparando lo schema. Tiro di Deinite, rasoterra, non inquadra la porta, quindi riesce a recuperare il Tiene, però Herrero non molla, anzi riesce ad agguantare la pallina, portarsi in retroporta, dare a Busani, tiro di Busani para Comin, ripartenza del Tiene. Poli per Conzato per Zanini, tiro al volo, non riesce a indirizzare in modo corretto verso la porta. Insiste però lo Scandiano, dapprima con Herrero, però chiuso dalla difesa. Riparte però il roller emiliano, attenzione Herrero, fallo adesso di squadra decretato dal signor Pigato. Chiude ancora Herrero, fa un po' di fatica a venire fuori dalla propria metapista il Tiene. Attenzione, un 3 contro 2, tiro di Herrero, chiude Comin, legge molto bene l'intenzione dell'avversario. Adesso Filippo Ballardin tentava di tirare in mezzo alle gambe del giocatore
dello Scandiano che le chiude e quindi non fa passare la pallina. Altro cambio per il Tiene, entra con il numero 6 Pietro Luotti al posto di Filippo Ballardin. Tanto il tifo si fa aggressivo qui sulla spalti della squadra di casa, tifo ultras potremmo dire, incombente, insistente, sta sostenendo la propria formazione. Tiro di Andrea Poli che dalla zona laterale si è accentrato, si è creato lo spazio giusto per andare al tiro, non una staffilata secca. Attenzione, attenzione, colpo di scena, messo a terra è Deinite, se non sbaglio Deinite, vediamo prende il blu, gli viene combinato il blu, c'era il capitano fermo, lo placa, potremmo dire, lo placa, un fallo un po' che non serve a niente. Secondo fallo di squadra, è andato addosso in maniera molto chiara, netta. Il signor Pigato era lì che l'ha visto e abbiamo potuto anche noi controllare con il monitor di servizio. Effettivamente un fallo del tutto inutile. Sta di fatto che il Tiene si avvale di un tiro diretto affidato ad Andrea Zanini. Tira Zanini, muove palla, tira, parata di Vecchi, poi asta, quindi 2 minuti di superiorità numerica per il Tiene. Non è andata a buon fine la conclusione del tiro. Il portiere Vecchi riesce a sventare parando la prima conclusione, poi la pallina tirata da Zanini va sull'asta, sulla traversa della porta di Vecchi, quindi nulla da fare. Adesso vediamo come riuscirà. Passaggio non tocca Luotti ancora, il Tiene in possesso. Zanini, tocca per Poli. Poli, tentativo che sta andando in porta, agguanta la pallina Beato dello Scandiano. Non riesce a impostare perché la squadra sono tutti qua. Passaggio a Herrero che agguanta la pallina e adesso raddoppiato, ci mette anche la stecca Comin fuori dall'area, quindi fallo per lo Scandiano. Muove palla Beato per Herrero, Herrero si libera di un giocatore, va al tiro, raso terra, para Comin, riparte il Tiene senza troppa furia, tranquillo. Passaggio per Poli che si allunga pallina, la recupera, va al tiro, raso terra, fuori dalla porta di Vecchi. Può rimpostare il Tiene, vediamo se si avvale della superiorità numerica. Herrero riesce a recuperare palla, va da solo, però chiude molto bene Conzato. Riparte il Tiene, ultimi scampoli di questa superiorità. Ecco, sta entrando il giocatore dello Scandiano, parità di esterni. Nulla da fare, non è riuscito a sfruttare l'occasione il Tiene. Passaggi effettivamente molto lenti, non ben combinati e quindi non ha messo in difficoltà la squadra avversaria. Adesso Conzato per Zanini, passaggio a Poli. Non abbiamo ben visto, ma sembra che il tocco non sia stato decisivo perché la pallina non è entrata, forse se l'è un attimo dimenticata, non abbiamo ben visto. Vediamo se riusciamo a controllare dal monitor di servizio
Sì, no, ci ha messo la stecca Vecchi, quindi è riuscito a chiudere, è riuscito ad anticipare, a chiudere, a essere lì proprio al momento del tiro, quindi non lasciare lo spazio. Attenzione, intanto Stefani, entrato per lo Scandiano con il numero 6, Andrea Stefani, va a conclusione, para con il casco Comin, cambio anche per il Tiene, esce Conzato, entra Alberto Rigo. Tiro di Poli, para Vecchi, pallina conservata dal Tiene in attacco. Rigo che alza, indirizza verso Vecchi che chiude, ribatte. Insistente l'azione del Tiene che crea tutto il gioco possibile in attacco, lo Scandiano chiuso, non sappiamo se adesso girata di Poli e Vecchi riesce a chiudere, è un'ottima occasione, si era portato davanti da dietro porta, si era portato davanti proprio a tu per tu con il portiere Emiliano che è riuscito a sventare l'occasione. Stavo dicendo un po' troppo dimessa l'azione del roller, lo vediamo chiuso proprio in difesa e aspettare le occasioni che possono arrivare, evidentemente sono le disposizioni di mister Mariotti, certamente possiamo far altro che... Adesso Poli per Luotti, tiro, ci mette il braccio Vecchi che chiude, pallina rimbalza nel controripartenza di Busani, rimbalza davanti a Comin, ancora turbinio di entrate e ritiene, altro tiro di Ballardin, ha trovato la mattonella giusta, tiro di Ballardin e dalla stessa posizione del primo gol fatto al quarto minuto, adesso siamo al 13° e 24 secondi, 13 e 24, ancora Ballardin riesce a trovare una perla di tiro che si insacca sotto l'asta, sotto la traversa del portiere Vecchi che nulla può perché è scagliata con forza e con il difensore davanti che gli passa in mezzo alle gambe e va a concludersi, a smorzarsi, ma sulla rete interna della porta difesa da Vecchi. Quindi un 2-0 intimidatorio da parte del Tiene, due reti di Ballardin che si è scrollato decisamente di dosso il fatto che ultimamente non riusciva ad andare a rete, ha trovato, come abbiamo detto, e non è facile qui sul parquet del Ceccato, non è facile trovare la mattonella giusta per scagliare il tiro. Sta di fatto che è già 2 volte che la trova, 2 tiri e 2 reti. Tiene il vantaggio 2-0. (11:36), quindi se n'è andato il primo quarto di gara ad appannaggio della squadra di casa. Avevamo detto un po' troppo dimessa la posizionamento del roller Scandiano, vediamo se darà i suoi frutti o se cambierà qualcosa il signor Mariotti. Adesso Luotti che viene in avanti, tiro radente molto forte, supera di pochissimo la traversa, è stato indirizzato sul 7, ben indirizzato, fuori di poco, qualche decina di centimetri sopra il 7 di Vecchi. Adesso pallina troppo in avanzamento e la recupera Zanini, riparte il Tiene con Alberto Rigo. Alberto Rigo dietro alla porta, scarica su Ballardin per Zanini e allora riparte da centropista il Tiene. Adesso però il passaggio di Zanini si schianta sulla balaustra, la recupera il roller e Stefani, il roller Scandiano.
Ancora passaggio di Beato per Stefani, agguanta la pallina, la fa rimbalzare davanti a Comin che riesce a metterci un pezzo di gambale e a sventare l'occasione. Herrero Miglioli per Beato, insiste adesso, si fa molto più insistente l'azione in attacco dello Scandiano. Evidentemente Mariotti ha deciso di dare un cambio alla gara, al posizionamento dei propri giocatori. Rigo attaccato da Stefani, perde palla, la recupera il 6 dello Scandiano, voleva andare al tiro, si chiude molto bene, attaccato da Zanini che non gli dà spazio. E Beato che serve Deinite, rientrato anche lo Scandiano, fa girare la panchina, tiro adesso da lontanissimo di Stefani, ribatte Comin, c'è di nuovo Ballardin che tenta, attaccato ancora da Deinite, non riesce a fare un passaggio buono per i propri giocatori. Stefani, tiro, para Comin, riparte il Tiene con Ballardin, un tiro passaggio che va in parallelo alla porta di Stefani, quindi non crea problemi, poteva fare un qualcosina in più. Adesso costruzione in attacco dello Scandiano molto più persistente. Stefani per Deinite in avanti, chiuso da Zanini, scarica su Stefani a centropista, adesso Herrero Miglioli, ancora da lontanissimo, tiro di Deinite, para Comin, ripartenza del Tiene, chiusa però subito da Beato per Herrero, chiuso da Zanini, ripartenza del Tiene, un 2 contro 1, tiro di Rigo, raso terra, troppo centrale, adesso ribaltamento di fronte, un 3 contro 2, tiro di Deinite, perfora la porta di Comin, posizione centrale, gli ritorna la palla e riesce a far partire un tiro micidiale a 7,57 dalla fine del primo tempo, prima rete del Hockey Roller Scandiano. L'avevamo detto, si era portato molto più avanti in attacco. Evidentemente il posizionamento in difesa che aveva attuato fin dai primi minuti non è andato a buon fine. Adesso è venuto molto più avanti, ha trovato la prima rete con Deinite, accorcia il risultato. Vediamo la reazione del Tiene, ha messo dentro anche Somacale col numero 4, Ballardin che alza palla, non riesce. E ancora lo Scandiano con Beato che però non si allunga un po' troppo la pallina. Ancora tentativo di lo Scandiano con Herrero, tiro esterno rete, quindi Ballardin che va a tiro, para Vecchi anche perché era stato smorzato da Herrero, quindi adesso Deinite da lontano, altra staffilata, raso terra, non arriva nemmeno in porta, si chiude, si smorza a circa 1,5 metri dalla porta di Comin. La difesa chiude molto bene anche sulla seconda ribattuta. Palla a Stefani adesso del Hockey Roller Scandiano. Passaggio a Herrero che se ne esce da dietro porta, ora Beato che tenta di liberarsi per far partire il tiro, chiuso però da 3 elementi giallo-blu, quindi Stefani adesso, tiro
verso la porta, non tocca nemmeno questa volta, tentavano di la ribattuta, riparte Somacale, scarica al centro, tiro di Rigo, bloccato da De Nite che come un pazzo viene in avanti, lo ferma Ballardin, ma non abbiamo capito. Stecca alta, fra tutte le cose che avevamo visto ci eravamo perso questa, però per gli arbitri sembra che sia la cosa più importante. Sì, ha alzato la stecca, certamente. Effettivamente è stato richiamato questo fondamentale da dover fischiare. Adesso De Nite spinto da Somacale in maniera scorretta, lo schianta sulle balaustre di fine pista, quindi fallo in attacco per il centro Palmer Scandiano. De Nite per Busani, ancora De Nite, questa volta chiude molto bene Somacale. Stefani per Beato, è ancora in possesso della squadra emiliana la pallina. De Nite va al tiro, chiude da prima Somacale, poi Rigo, adesso Somacale riesce, il Ballardin che va dentro la lunetta addosso al portiere, quindi commette fallo professionale per così dire. Scandiano con Beato che tenta di servire Stefani, recupera palla da De Nite. Notevole il possesso dello Scandiano che ha messo in campo in questa seconda parte di gara. Pozzato ferma Stefani, dalla pallina a Ballardin, questa volta non riesce, forse sbuccia un po' la pallina, non abbiamo ben visto. Adesso occasionissima, Pozzato aveva messo Ballardin davanti a Vecchi, bastava proprio il tiro accompagnato, evidentemente non ben afferrato, proprio un tiro molto blando che arriva a Vecchi che non ha difficoltà a parare. Turbinio in panchina per il Tiene, entra nuovamente Luotti. Pozzato, evidentemente Mister Retis si avvede che finché fa girare la squadra riesce a preservare le energie e a mantenere un certo ritmo che possa mettere in difficoltà lo Scandiano, che ha messo avanti un pochino la testa ultimamente. Messo avanti non solo la testa, ha messo avanti le stecche, è pervenuto alla prima rete con una sassata di De Nite. Adesso difficoltà ad uscire dall'area da parte dei gialloblu che partono con Ballardin, attaccato da Herrero. Ballardin non va a tentare la conclusione, tira Pozzato, deviazione, palla fuori. 3 minuti e 15 al termine del primo tempo, risultato 2-1 per l'Hockey Tiene. Falli di squadra 2-2, quindi partita correttissima come si vede anche. Rientra anche Andrea Poli, adesso è Somacale che fa partire una sibilo improvviso, para Vecchi, sente il colpo ma riesce a parare. Adesso Herrero che rilancia per Stefani. De Nite da centropista viene in avanti sulla fascia destra, dietro la porta di Comin. Ancora insiste ad Herrero che non riesce a tirare, deve passare ancora più indietro. Busani da lontanissimo, chiude Pozzato. E reimposta per il Tiene a 2 minuti e 20, termine del primo tempo.
Luotti tocca per Conzato, attenzione un 2 contro 1, Stefani non riesce a tirare, chiude molto bene il 4 giallo-blu e rilancia l'azione per Luotti che è chiuso da 2 giocatori, adesso chiuso anche Herrero. Ripartenza del Tiene, tiro, ribatte però la difesa, deviazione, pallina fuori, quindi attacco per il Tiene e time out per il roller scandiano chiamato da mister Mariotti. Allora, non ci sono cambi per il Tiene, mentre lo Scandiano vede Stefani, Deinite, Busani ed Herrero, i 4 esterni. Il Tiene a Luotti, Poli, Somacale e Conzato. In porta per il Tiene Comin, per lo Scandiano Vecchi. 1 minuto e 45 al termine del primo tempo. Muove palla Luotti per Poli, Somacale, ancora Luotti, centropista, adesso scende Poli, si accentra, solita conclusione alla Poli, questa volta Vecchi riesce a sventare, aveva ben indirizzato un rasoterra. Adesso Herrero recupera palla su Conzato, la indirizza a Deinite, recupero però il più lesto è quello di Poli che è già dietro alla porta, sempre attaccato da Deinite. Da Luotti, ultimo minuto di gioco. Ora il Tiene in avanti. Adesso si affida a Poli, chiuso però da Stefani con tempismo perfetto, gli riesce a rubare palla a 44 secondi. E Conzato attaccato da Herrero, perde palla ancora il roller scandiano in attacco. Serve Stefani quasi nella propria area per Deinite che sparacchia su per Herrero. Herrero ancora, Stefani cerca di liberarsi, il rasoterra molto debole, ripartenza del Tiene, c'è ancora il tempo per continuare. Luotti per Poli, c'è un pattino in più, non abbiamo visto però un pattino in più fuori dall'area, altrimenti fuori dalla lunetta. Adesso lo rivediamo al monitor grazie alla pausa. Tiro di sì, appena fuori dalla lunetta, altrimenti sarebbe stato rigore. C'è stato il pattino di Deinite, è riuscito a sventare il rasoterra che Poli aveva indirizzato per Vecchi. 1 minuto e 4 secondi, scusate, 1 secondo e 4 decimi. Tiro di Conzato, si ferma sulla barriera, aveva tentato o sperato la deviazione. Si ferma sulla barriera con questo risultato di 2-1 per la squadra di casa. Si chiude il primo tempo, vi diamo appuntamento a fra 10 minuti circa. Grazie a tutti voi.
Eccoci di nuovo qui ricollegati sul canale YouTube di Fischer TV, al commento modesto per la regia di Stefano Ognata. Siamo pronti per il secondo tempo della partita qui fra Hockey Tiene e Hockey Roller Centro Palmer Scandiano. Primo tempo a appannaggio dei giallo-blu per 2-1, 2 reti di Ballardin, e l'unica rete del Roller Scandiano siglata da Deinite. Sono partite le squadre, il Tiene che attacca, chiude adesso Deinite. Vediamo i quintetti di partenza di questo secondo tempo. Il Roller Scandiano ancora vecchi in porta, poi c'è Deinite, Beato, Herrero e Busani, se non vado errato. Sì, il numero 5 Niccolò Busani. Lo Scandiano partito con lancia in resta, non ha da perdere tempo in trastullarsi, è già partito a tutta velocità, non come il primo tempo che si è chiuso in difesa e ha subito 2 reti. Adesso il passaggio rimbalza male sulla balaustra, deve ripiegare Luotti a tutta velocità, altrimenti il Beato dello Scandiano ne stava approfittando. Il quintetto del Tiene vede in porta Comin, poi abbiamo Ballardin, Zanini, Luotti e Rigo. Così ha schierato Mister Retis, adesso Zanini cerca di servire Ballardin, è anticipato proprio al momento di indirizzare la pallina verso la porta di Vecchi. È sicuramente molto più acceso questo secondo tempo e vedremo un attimo come i due mister, le disposizioni che daranno. Già si è visto un cambio molto più in avanti, molto più spostata in avanti la squadra dello Scandiano. Adesso tiro di Zanini, riesce Vecchi in qualche modo a respingere Busani, tiro rimbalza sul pattini di Alberto Rigo e tanto sentiamo dalle tribune uno tifo sfegatato per la squadra di casa. Un gruppetto neo ultras che sta cercando di trovare le canzoni che vanno più con gli attacchi del Tiene. Si fa sentire comunque il blocco ultras presentatosi questa sera per la prima volta. Adesso è Deinite che va al tiro, chiude Zanini con il pattino correttamente, riceve palla da Luotti, Zanini entra e passaggio da Rigo per Ballardin, nel capovolgimento di fronte ci mette la stecca Luotti, quindi palla ancora allo Scandiano. Ottima l'azione del Tiene, partenza di Luotti da angolo verso centropista, Zanini che passa a Rigo, Ballardin che colpisce riesce a chiudere il portiere nel capovolgimento di fronte, Deinite, tiro, c'è una stecca di un difensore e quindi palla alta per lo Scandiano in attacco. Herrero, Beato viene chiuso da Luotti e Rigo, ripartenza del Tiene, Ballardin per Luotti, non riesce a tirare, si lamenta, intervento di Herrero che si era franco bollato alla magliettina del numero 6 di Tiene. Recupera palla Zanini da Ballardin, ripartenza decisa del Tiene, Ballardin chiuso però da Busani, non può altro che ripiegare e per trovare lo spazio giusto. Adesso ancora Rigo,
insiste in attacco, tocco però di Deinite, recupera Zanini per Ballardin, ancora lo Scandiano, ci deve mettere in tuffo il portiere Comin. Adesso Ballardin tenta un colpo gobbo che non supera però Busani, riparte lo Scandiano, Beato, per Busani, Busani per Herrero, si era steso Comin bloccando lo spazio utile, infatti la pallina va appena dietro la porta sfiorando il palo. Subito contrattacco del Tiene, Rigo, ancora tiro fra il portiere e il palo, voleva passare in un pertugio strettissimo. Bella l'azione del giocatore, tentato proprio di infilare nella parte interna, il portiere emiliano non ci è riuscito per un non nulla, anzi la palla ha battuto sul montante. Insiste però il Tiene, tiro di Zanini, ribatte Beato, ancora possesso del Tiene con Ballardin, dietro la porta di Vecchi, non si muove Ballardin, va al tiro, palla alta, aveva indirizzato verso la porta un po' troppo alto, quindi nulla da fare. Riparte Herrero con Beato, troppo in avanti per Deinite, non se la sente di continuare l'azione. Beato, passaggio per Busani un po' troppo veloce, non riesce il numero 5 emiliano a tirare. Adesso Herrero davanti alla porta di Comin, tiro che lambisce il montante, occasione per lo Scandiano, era riuscito a liberarsi il giocatore emiliano veramente in maniera egregia davanti a Comin, che ha chiuso molto bene, la pallina ha lambito il palo. Adesso Luotti per Zanini, ci mette la stecca a Vecchi a interrompere l'azione. Deinite, e senz'altro un secondo tempo molto interessante, molto bello da vedere, due squadre che non si risparmiano. Ancora in avanti il centro Palmer con Beato che tocca per Herrero tenta di liberarsi, chiude Zanini, ancora con il corpo, Deinite alza la pallina, recupera Ballardin per Rigo per Ballardin, tiro para Vecchi, si distende completamente al suolo e para. Adesso ancora in avanti Tiene con Zanini, e si allunga un po' troppo la pallina, aveva superato Herrero, però pallina un po' troppo in avanti. Adesso passaggio per Conzato, riesce a trovare gli spazi giusti il Tiene, Zanini, sassata di Zanini, para Vecchi, riesce a sventare, a deviare fuori dalla porta, non bloccare completamente il tiro. Ancora insistente il Tiene e insistenti anche i cambi. Adesso Poli, deviazione, palla ancora al giallo-blu, sempre Poli per Luotti, Zanini che trattiene la pallina, dà a Conzato, passaggio all'indietro per Poli che non riesce a agguantare, adesso è tiro di
Beato che trova l'angolino, il 7 alla destra di Comin. Tiro, forse mi sembrava anche che non avesse neanche guardato la porta, veramente ha insaccato proprio nel 7, micidiale. Perfetto la conclusione, contrattacco dello Scandiano, rete di Beato, pareggio dello Scandiano. Pareggio dello Scandiano quando sono trascorsi 8 minuti del secondo tempo, nel momento in cui il Tiene stava facendo lo sforzo maggiore in attacco. Il contropiede ha arriso al centro Palmer con Beato che da solo è riuscito a indirizzare nello specchio della porta di Comin un tiro proprio sul 7 imparabile, niente da dire. Ben confezionato e adesso le squadre sono in parità. Poli incespica, recupera la pallina, tira su Vecchi, insiste Poli, indirizza verso Zanini per Conzato ancora per Luotti, non si avvede del filtrante e quindi non riesce ad agganciarlo, dando la palla allo Scandiano. Adesso è Herrero, giocatori che è entrato Stefani in questo momento, l'unico cambio che si permette Enrico Mariotti, quindi giocatori che dovrebbero sentire tutto il peso della partita negli ultimi minuti, staremo a vedere. Per il momento è riuscito nel pareggio e attenzione che Stefani stava tirando con una sola mano. Adesso Poli chiuso da Herrero, ancora insiste Poli, insiste anche Herrero, mantiene la pallina Poli, attaccato dal giocatore che lo mette a terra, alla fine lo stende. Time out chiamato da il mister del Tiene, il signor Nicola Retis. Entra per il Tiene col numero 2 Paolo Stivanello. Per il centro Palmer non ci sono cambi, ancora Beato, Herrero, Busani e Stefani. Vuol chiaramente tenere su il ritmo il mister di casa, dando le disposizioni in questo momento. Se si abbassa la velocità e lo Scandiano aumenta la pericolosità, perché riesce a manovrare in maniera veramente consistente. Ottima l'intesa fra i giocatori, non ha tanti cambi, però staremo a vedere. Adesso fino a questo momento retto in maniera egregia, è riuscito dallo 0-2 a portarsi sul 2-2 quando mancano 14 minuti e 50 secondi al termine della partita. Muove Luotti attaccato da Beato, mantiene il possesso da Poli, ancora Luotti per Stivanello, sul passaggio non agguantato da Conzato, ci pensa Poli, però è un corpo a corpo con Herrero, questa volta ha la meglio il 77 del centro Palmer. Beato dall'indietro per Stefani non trova lo spazio per tirare, ancora Beato per Herrero, passaggio smorzato, arriva indietro a Stefani, tiro accompagnato, chiude Conzato, palla tiene.
Luotti scende sulla destra, gira dietro la porta e questa volta viene steso dal portiere. Adesso vediamo, gli combina un blu il signor Pigato, dà il blu a Vecchi sulla girata, colpo troppo forte del portiere fuori dall'area, quindi se non sbaglio rigore per il Tiene. 2 minuti, adesso segno 13:35. 2 minuti in panca puniti, dobbiamo attendere che si prepari il secondo portiere, se non sbaglio il numero 71 Jacopo Raviggi, già pronto ad entrare in pista. 71 Jacopo Raviggi, quindi fallo fuori dall'area e quindi punizione, tiro diretto, punizione di prima affidata a Ballardin. Muove palla Ballardin, tentativo di tiro, chiude Raveggi, passaggio a Poli, non va né la conclusione della punizione né il passaggio a Poli, quindi superiorità numerica per 2 minuti del Tiene. Poli si muove dall'indietro, Ballardin, Conzato, Stivanello non riesce ad andare a conclusione per il momento il Tiene. Non riesce proprio adesso, è Poli che va al tiro, risponde Stefani, riagguanta pallina il Tiene, se n'è andato quasi un minuto dei primi 2, ci pensa Herrero che si porta da solo davanti a Comin, capisce il passaggio, lo legge in maniera egregia. A 12:32 Herrero segna, agguanta il passaggio, recupera molto bene, si porta a tu per tu e insacca dietro la porta di Comin. È veramente una disdetta per il Tiene, ancora in superiorità numerica come abbiamo detto. Poli chiuso da Vecchi, ripartenza di Herrero. Recupera palla il Tiene, ci sono ancora 40 secondi di tempo. Vediamo cosa riuscirà. Tiro adesso di Conzato, esce di poco ancora Herrero da solo, non va al tiro, trattiene la pallina, riesce ad affidarla a Beato. Beato che da Herrero recupera Conzato per Stivanello per Poli, tentava di tirare al volo, rientra il quarto esterno, si tratta di Busani, nulla da fare, non riesce a sfruttare l'occasione ed è già andato sotto, è andato anche sotto il Tiene di una rete, gol di Herrero in inferiorità numerica. Adesso è Poli ancora 2 volte, chiuso da Vecchi, forse poteva alzarla un attimino di più. Questi tiri ormai rasoterra dovrebbe aver capito che Vecchi si distende al suolo, chiude proprio tutta la parte bassa della porta. Busani per Stefani. Stefani per Beato, De Nite adesso.
Tiro Paracomin, rilancia l'azione, il tiene con Gonzato, ancora un rasoterra di Poli che non serve a niente. Giallo a Deinite, simulazione evidentemente, infatti non avevamo visto che il giocatore del Tiene avesse commesso fallo, si è un po' sbilanciato, non è stato per niente toccato, quindi giallo. Muove ancora il Tiene, 10 minuti e 30 secondi al termine della partita, c'è ancora parecchio tempo, non arriva giusto Stivanello sul passaggio di Ballardin. Allora Poli tenta di mettere la pallina per Ballardin, capisce la difesa del centro Palmer e rilancia l'azione. Ha ribaltato la partita la squadra emiliana, è riuscita a ribaltare sotto di 2 reti, è riuscita dapprima nel pareggio poi a mettere un punto in avanti, quindi conduce in questo momento quando siamo all'ultimo quarto di gara, ultimo quarto di questo incontro, conduce per 3-2 il centro Palmer. Tiro adesso di Deinite, Paracomin, raccoglie la palla Deinite, passaggio a Busani in avanti, poi Beato, Deinite sparacchia su al volo, rilancia allora il Tiene con Gonzato che lascia pallina a Ballardin e ancora per Poli tenta di schiacciare giù dopo aver alzato la pallina, ma palla alta, decreta il signor Pigato. Allora è lo Scandiano che muove palla con Beato, raccoglie però Gonzato, si porta in avanti Gonzato, attaccato da Stefani, se non vado errato. Palla a 2, più lesto è Ballardin a recuperare pallina da Gonzato, l'azione del Tiene si fa insistente, tiro ancora rasoterra e Paravecchi, centrale, molto centrale, si era liberato bene il capitano del Tiene, però il tiro non eseguito alla perfezione favorisce il portiere Vecchi che, piazzato al centro della porta, riesce a respingere senza grosse difficoltà. Adesso Luoti che sbaglia l'appoggio per Gonzato, consente al centro Palmer di rilanciare l'azione. Stefani per Deinite, si distende in avanti lo Scandiano. Beato che trattiene la pallina, rientra nella propria metà pista, appoggia su Busani. Busani affida a Beato che trattiene la palla, dà di nuovo a Stefani e ormai siamo arrivati ai 40 ultimi secondi. Adesso Stefani sparacchia su, c'è Ballardin, tocco per Luoti, il portiere riesce a deviare la pallina quel tanto che basta per impedire il tiro. Luoti si era ben liberato del giocatore emiliano Beato, però è steso al suolo
fallo per il Tiene. Ballardin, tiro, para, Vecchi, deve recuperare Stivanello sull'incursione dei Deinite. Stivanello per Rigo. Non riesce il passaggio verso il centro dell'area, allora deve ripartire il Tiene con Ballardin. Ballardin entra in area ma chiuso da Busani e Beato non trattiene la pallina, la recupera il centro Palmer. Beato che tocca per Deinite, Deinite per Stefani, si smarcano molto bene, si liberano molto bene, vanno a ricevere la pallina molto bene i giocatori del Roller. Il Tiene rimane un attimo troppo chiuso, consentendo spazi di appoggio per il centro Palmer. Riescono a manovrare come vogliono, mantenere il possesso fino all'ultimo. Chiaramente cercano di andare a fine gara mantenendo il vantaggio. Siamo ai 5 minuti e 46 secondi finali, quindi il gioco dello Scandiano ha buon esito fino a questo momento. Deve essere un po' più insistente, un po' più aggressivo nella fase di recupero pallina il Tiene, altrimenti questi ottimi manovratori con la stecca del Emiliani vanno a fine partita addormentando la gara. Time out chiamato da Retis del Tiene. Zanini muove per Rigo, Rigo viene in avanti da Luotti, Ballardin, Zanini, ancora Luotti, difesa dello Scandiano chiusa, stretta tutti dentro l'area, tiro allora di Rigo, cade al suolo Deinite. Però Vecchi riesce, la pallina gli rimane lì davanti alla porta, riesce a sventarla con una steccata che butta fuori dalla pista. Sempre palla del Tiene in attacco, Rigo per Zanini, vediamo cosa riuscirà a inventarsi la squadra giallo-blu. Tiro di Ballardin, ribatte Deinite. Recupera Zanini, insiste dietro la porta, Zanini da Luotti, Luotti per Rigo, tiro di Zanini, deviazione di Ballardin, tiro di Zanini, deviazione di Ballardin. 4 minuti e 44 secondi al termine dell'incontro. Ballardin fa vedere che ha la stecca veramente calda da centropista. Ballardin tira in porta, Zanini tira in porta. Ballardin riesce a deviare ad un passo da Vecchi e a pareggiare. Pareggio del Tiene quando appunto mancano poco più di 4 minuti. E adesso vediamo se lo Scandiano subisce il colpo del pareggio proprio all'ultimo o se ha ancora energie per ribattere l'attacco del Tiene che si era fatto molto pesante
negli ultimi momenti. Intanto è rientrato Herrero, forte giocatore, bisogna stare attenti. Occasione per lo Scandiano. Ballardin colpisce la palla alta ed è rigore. Colpisce la palla alta, era riuscito lo Scandiano, azione di, vediamo qui al monitor, azione di Beato, passaggio al centro, tiro di Stefani, para Comin e Ballardin per ributtare via la pallina, la colpisce da quando è troppo alta, oltre la traversa. Adesso vediamo che è entrato il numero 55, tiro parato di Comin, il 55 Riccardo Busani l'ha messo dentro Enrico Mariotti per sfruttare l'occasione, ma Comin intravede il tiro verso destra, si stende e para in maniera perfetta, ribattendo la conclusione, quindi nulla da fare. Palla però allo Scandiano, 3 minuti e 50, ancora Busani per Herrero, muove palla al centro Palmer, Beato per Stefani, solito gioco molto arioso, alla ricerca dell'appoggio giusto senza troppi problemi, ripiegano tantissimo i giocatori. Adesso Herrero chiuso da Zanini, Riccardo Busani scende per Beato si gira, deve dare l'indietro per Stefani, non trovando nessun appoggio scarica fuori la pallina. 3-11 al termine dell'incontro, parità 3-3 qui sulla pista Ceccato di Tiene. Un continuo ribaltamento di risultato. Adesso il Tiene ci crede dopo aver sbloccato, aver superato il gol di Herrero che aveva colpito, aveva fatto veramente male, portando in vantaggio gli emiliani. Ci crede il Tiene, 2 minuti e 45 secondi al termine dell'incontro. Come vedete rallenta tantissimo lo Scandiano. Busani adesso che scende sulla sinistra, non trova lo spazio, deve ripiegare, però mantiene il possesso. Tiro di Herrero, una traversa clamorosa, tiro violentissimo, non riesce Comin a muoversi, la pallina rimbalza sulla traversa, poi esce, quindi palla al Tiene. Occasione, tiro spaventoso di Herrero per un non nulla, 1 centimetro appena, poteva fare malissimo, invece il Tiene che attacca, siamo sotto i 2 minuti, ultimi 2 minuti di gioco. Luotti attaccato da Beato, riesce a mantenere la pallina, la affida a Rigo che va al tiro, deviazione questa volta di un giocatore dello Scandiano, palla fuori dallo specchio della pista. Palla in attacco al Tiene, da dove è partito il tiro fa cenno il signor Pigato. Ballardin, 7 secondi ancora per andare a conclusione per il Tiene. Zanini, Luotti va al tiro, ancora Rigo ribatte, adesso palla al centro Palmer, Herrero che viene in avanti, chiuso da Rigo, 1:20. Riccardo Busani per Stefani
Stefani Beato, scende sulla destra, deve ripiegare, non trova appoggi, sta perdendo la pallina, riesce in qualche modo a farla arrivare a Stefani. Siamo sotto il minuto di gioco, recupera Rigo recupera, si porta in avanti, un passaggio sotto le gambe, però non arriva pulito verso il compagno di gioco. Zanini per Luotti ancora per Zanini, tiro di Zanini, questa volta sfiora di poco la porta, lo recupera Ballardin, 15 secondi di ancora tempo utile per tirare. Ballardin per Zanini va al tiro, tocca il portiere che non è più Vecchi ma è Raveggi, tocca Raveggi, lo devia fuori, quindi palla in attacco al Tiene, ultimi 12 secondi di gioco, ha l'opportunità il Tiene di averne il possesso, vediamo fino al termine della gara. Tocco per Luotti si caglia e viene chiuso in maniera troppo perentoria da Herrero. Aveva fatto finta di tirare, di fare un passaggio, un appoggio all'indietro, si è involato verso l'area, verso la porta di Raveggi, porta dello Scandiano, e ha dovuto Herrero a stenderlo al suolo. 6 minuti e 4 secondi al termine della gara. Si è guadagnato in maniera mirabile, per così dire, questa occasione Pietro Luotti, fingendo un passaggio all'indietro e poi involandosi verso l'area. Non ha potuto fare altro, aveva già superato anche Raveggi, bastava proprio appoggiare la pallina dentro la porta. Herrero ha sprecato un fallo di rigore che adesso si incarica il numero 6 del Tiene a battere. Dai Pietro! Para Vecchi, passaggio per Ballardin, tempo scaduto, non è andato bene il rigore, ennesimo pareggio del Tiene che però si è sudato, si è guadagnato fino all'ultimo secondo, si era guadagnato anche un rigore, è riuscito Vecchi a parare, e quindi su questo risultato, sul saluto di tutti gli atleti in campo, si chiude questo incontro fra Hockey Tiene e Hockey Scandiano sul risultato di 3-3. Nel primo tempo rete di Ballardin e Deinite, un 2-1 quindi per il primo tempo. Poi nel secondo tempo una rete di Beato e di Herrero a portarsi a 3. Alla fine pareggio di Ballardin a 4 minuti e 41 secondi dal termine della gara. Poi insistente l'azione del Tiene per cercare la vittoria, insistente fino agli ultimi 6 secondi, dove ha raggranellato un tiro di rigore che non è andato a buon fine. C'era un portiere, un certo Pietro Vecchi davanti, che non si è fatto superare. E quindi su questo risultato vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, una buona domenica. Appuntamento al 1° febbraio, qui ancora in casa, partita che trasmetteremo qui sulla rete Fisser TV. A voi tutti, gentili ascoltatori, un saluto, un ringraziamento per il vostro ascolto e un arrivederci alla prossima settimana.